Nel 1941, a seguito del bombardamento della flotta navale, la mia casa fu colpita, per cui la mia famiglia si trasferì a Campo Ligure, sfollata a Campo Ligure. Avevo un fratello classe 1923, il quale venne, anzi non aveva ancora compiuto 19 anni, quando venne richiamato e fu spedito in Sicilia. A seguito dello sbarco degli alleati in Sicilia, mio fratello e lo sbandamento che aveva determinato quel periodo, mio fratello riuscì a raggiungere dalla Sicilia Campo Ligure. In quel periodo, parlo del periodo della Repubblica di Salò, apparve il famoso manifesto di Almirante che chi non si presentava sarebbe stato fucilato. Mio fratello, fortunatamente, fisicamente non dimostrava la sua età, anzi mia madre gli fece un paio di calzoncini corti e gli procurammo dei documenti falsi. Il gruppo dei sfollati mise su una filodrammatica. In quel momento io non avevo ancora fatto nessuna azione con la Resistenza. Mise su una filodrammatica e rappresentavamo a Campo Ligure delle commedie. Però proprio da questo cominciamo con il ricavato, che ufficialmente era devoluto alla Croce Rossa, a consegnarlo a un personaggio di Campo Ligure a favore dei partigiani. Questo personaggio a un certo momento sparì e noi ci spaventammo un po', però in quel momento ormai incominciavamo a prendere coscienza di fare qualcosa e tramite una persona che chiamavamo Fricco, non so se era un soprannome, cominciamo a collaborare. Prima inizialmente con dei manifestini, così. Poi io, non mio fratello, nessun altro, fui, sempre da questo Fricco, invitata a collaborare più sostanzialmente. Si trattava di portare delle armi di piccolo taglio da Campo Ligure a Rossiglione. Questo avveniva tramite gli operai dello stabilimento San Giorgio Ottica che era sfollato a Campo Ligure. Io andavo a Rossiglione, all'insaputa dei miei genitori, dicevo che distribuivano degli alimenti e che quindi andavo a vedere se si poteva, e mentre invece portavo queste armi, sempre armi di piccolo taglio. Questo all'insaputa della mia famiglia e di tutti gli altri ragazzi. Arriviamo all'episodio della Benedetta. Da notare che durante i rastrellamenti mio fratello lo nascondevamo nel solaio, sotto una catasta di legno, quindi vivevamo sempre in una situazione di paura. Quella mattina, come si vede nei film, i tedeschi abbatterono la porta, entrarono in casa e presero mio fratello. Subito pensammo che eravamo stati scoperti perché distribuivamo manifestini, cose di questo genere, poi c'era quello al quale consegnavamo i soldi e io che facevo questa attività, mentre invece quando mio fratello esce dal portone vede che è un rastrellamento generale e ci siamo un po' tranquillizzati. Però io rimasi traumatizzata del fatto che avevano preso mio fratello. Da notare che era una ragazza, insomma. E allora vado da questo Fricco e gli dico: tu devi liberare mio fratello perché sennò io parlo. Per dire una ragazza come può essere traumatizzata da un gesto di questo genere, perché noi lo vediamo nel film che buttano giù la porta e entrano quei mitri, era avvenuto proprio in quel modo lì. Allora questo Fricco, che probabilmente, adesso poi col senno del poi,
era in contatto con un tedesco che forse era propenso a cosa, mi dà un biglietto e mi dice di portarlo a Masone, alla Villa Bagnara, dove c'era il comando dei tedeschi, e di chiedere di questo tedesco. Pensate, io parto con la camicia da notte sopra il cappotto, perché erano venute, prendo questa bicicletta, e non è molto breve il tragitto tra Campoligure e Masone. Vado a Villa Bagnara, incontro questo tedesco e lui mi rilascia un tesserino che mio fratello faceva parte dell'organizzazione TOD, che era quella che lavorava, diciamo, la gente che lavorava, che veniva sfruttata dai tedeschi in lavori manuali. Quando io ritorno indietro, mi ricordo che la bicicletta a un certo momento, la camicia da notte si era impigliata, allora mi metto a gridare all'altezza della Maddalena che mi dessero una bicicletta e mi hanno dato una bicicletta da corsa perché io dovevo arrivare alla stazione. Cosa avveniva alla stazione? C'era un treno, qui stiamo di fronte a un grande rastrelamento che poi andrà a finire con l'eccidio della Benedetta, ma avvenuto in tutti i paesi intorno. Le donne, i familiari, si aggrappavano al treno. Naturalmente mio fratello era già stato portato nel treno. Caro bestiame, non erano treni. E allora per evitare, facevano entrare il treno nella galleria del Turchino, che è quella lì subito che è nella stazione, per evitare queste cose qui. Quando io arrivo Campoligure, c'è la galleria del Turchino e c'è una discesa che viene giù poi verso la stazione. Quando io arrivo all'altezza così della scarpata, vedo il treno partire e credo di non essere arrivata a tempo. Allora mi butto giù da questa scarpata, rotolo giù e arrivo sulla panchina della stazione. Naturalmente i tedeschi, poi questo interprete che poi era la spia, rimangono un po' frastornati da vedere questa ragazza che veniva giù. Io avevo studiato il tedesco, perché a quei tempi bisognava studiare il tedesco, e allora dico due parole, dico che mio fratello fa parte della TOD, eccetera. E il mio episodio, oppure non lo so per quale motivo, insomma, che questo tedesco si mette a gridare Ferro, il nome di mio fratello, e lo fa scendere dal treno. Naturalmente con una, non so come spiegarvi, io e mia madre abbiamo preso mio fratello e naturalmente la ribellione degli altri e la vergogna quasi di essere riusciti a portare via lui e non gli altri. Questo è uno dei tanti episodi che vi posso raccontare. Poi invece per quanto riguarda l'attività vera e propria, vorrei raccontare questo episodio perché è talmente, può sembrare talmente assurdo, romanzesco, perché dopo la liberazione io facevo lezione a un ragazzino e questo ragazzino un giorno, italiano, e questo ragazzino un giorno è venuto portando una cassetta dicendo che era venuto un partigiano in scuola e che aveva raccontato della sua attività partigiana, e io ascoltando questa persona ho capito che era la brigata, che era la terza brigata Liguria, che poi sarebbe diventata Mingo, alla quale io collaboravo. E allora chiesi a questo ragazzo il nome di questa persona e con mia sorpresa mi disse che abitava nel mio stesso palazzo. Io abitavo al secondo piano e lui al terzo piano. Allora mi precipitai al terzo piano, si trattava di Cesare Casalini, un famoso partigiano. Naturalmente ci abbracciammo e addirittura gli chiesi chi era la persona alla quale consegnavo le armi, perché per quanto mi ricordassi non mi permettevano di vederlo in faccia, questa persona. E con questo Casalino ebbi la sorpresa di dire che proprio quell'ultima rivoltella che avevo portato
era proprio destinata a lui. E da quel momento andammo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza. Vi posso dire poi alcune cose, non so, alcuni particolari. Questi ragazzi che avevano fatto il teatro durante l'occupazione avevano scritto una commedia che si intitolava Patrioti e che furono in grado di rappresentarla subito dopo la liberazione, che venne rappresentata a Ovada, che venne rappresentata a Sestri Ponente, eccetera. Però voglio ancora raccontarvi un episodio. Quando chiedemmo la resa dei tedeschi, dunque, pensate, io ricordo, andammo in casa di una ragazza che aveva la macchina da scrivere e buttammo giù la resa ai tedeschi, che erano alla stazione, che si erano rifugiati alla stazione con un treno armato. Mio fratello, un certo Franco Uditore, andarono dal parroco dicendogli: ci deve accompagnare che andiamo a chiedere la resa ai tedeschi. Non so se, perché inizialmente si era rifiutato, poi non ricordo se ci è andato o meno. Sono andati lì, io no. I tedeschi non si sono arresi, hanno detto che avrebbero proseguito verso nord, però trovammo poi un vagone di vestiario, soprattutto di maglie grigio-verdi, che, voglio dire che hanno avuto il coraggio di dire che erano circondati dai partigiani, non ce n'era nemmeno uno, per dire l'assurdità in quel momento di quello che si poteva fare. E abbiamo trovato questo vagone, mi ricordo, soprattutto di maglie grigio-verde, e devo dire che tutto Campo Libero in seguito allora usavano le papaline, i guanti, i maglioni erano tutti grigio-verdi perché avevano fatto questo. Poi vi posso raccontare alcuni... Ecco, vi potete chiedere se avevo paura. Ecco, una cosa, avevi paura per quello che facevi. Era talmente così grande il desiderio che finisse la guerra, perché io ho sofferto molta fame, perché mio fratello non aveva la tessera, perché purtroppo i contadini, Campo Ligure non è un paese che produceva patate, sì così, però non era. E quindi poi i bombardamenti che avevamo saputo prima, la fame, quello che, diciamo, quando questi tedeschi e le loro, perché poi si sapeva quello che facevano, da notare una cosa, mi sono dimenticata la cosa più importante. Quando è successo l'affare di mio fratello, qui siamo nel periodo del massacro della Benedetta. Potete immaginare quando venimmo a sapere che quello che era successo alla Benedetta. Allora ricordo che io e Franco Uditore, questo compagno di mio fratello, volli recarmi lassù alla Benedetta, non subito dopo, perché oltretutto sapete benissimo che era proibito avvicinarsi, no? Su certe cose. E non ci sono mai più ritornata. Adesso ci andrò il 5 aprile, perché come l'avevo vista io allora, voglio rivederla adesso, che so che c'è il monumento, eccetera. Però l'eccidio della Benedetta è stata la cosa che arrivava al punto quando si sapeva che moriva un tedesco, si diceva meno male, uno di meno. Sembra oggi inconcepibile che si potesse pensare a questo, però si era arrivati a questo.